E finalmente riparte anche il turismo enogastronomico. La trattoria La Gassa in località Sant'Alò nel comune di San Stino di Livenza ha ospitato la serata inaugurale della rassegna Livenza Fiumi di Sapori 2020, la rassegna dedicata all'anguilla del fiume Livenza con una sempre più nutrita serie di date che andranno ad interessare i locali del gruppo dei ristoratori della Livenza. Nel complesso sono previste 9 serate che toccheranno, oltre a San Stino, anche Torre di Mostro, la patria del Bisat, Caorle, Annone Veneto e Blessaia di Pramaggiore, per concludersi venerdì 20 novembre con la serata finale a Villa Oara, Torre di Mostro. Una rassegna che avrà al centro l'eccellenza dei prodotti liventini, come ci spiega il curatore Luca Ortoncelli. Finalmente si riparte con la sesta edizione di Livenza, un fiume di sapori. Sono 8 appuntamenti e poi ci sarà la gran finale dove si sfideranno i migliori chef per cucinare l'anguilla migliore. È un'esplorazione di sapori tipici liventini e soprattutto il principe del prodotto tipico locale, che è il Bisat di Livenza, e cerchiamo con queste serate di valorizzare quello che potrebbe un giorno sparire per vari motivi. Non solo enogastronomia dunque, ma si punta anche a confermare e sviluppare il turismo a ridotto impatto ambientale, ormai pienamente applicabile anche nel bacino del fiume Livenza, mediante l'utilizzo delle barche elettriche messe a disposizione dai Love Piave, che garantiranno la possibilità di effettuare delle crociere con natanti ecologici lungo tutto il basso corso del Livenza e nelle oasi faunistiche della laguna e delle valli di Caorle. Sarà inoltre possibile noleggiare presso il borgo rurale di Cacorniani le biciclette e le bike fornite con la collaborazione del servizio Bike & Go, che consentiranno di coprire la fitta rete di itinerari green che giungono a toccare l'asta superiore del Gira Livenza. Alla serata alla trattoria La Gassa erano presenti rappresentanti delle pro loco del territorio, la regione con il vicegovernatore Gianluca Forcolin e 2 comuni che si affacciano sull'asta del Livenza, San Stino e Torre di Mostro. Le istituzioni stanno lavorando per dotare il territorio del fiume Livenza di quelle infrastrutture necessarie per la sua fruizione tra pontili e piste ciclabili. Abbiamo lavorato prima sulle piste ciclabili e ci stiamo ancora lavorando per poter collegare l'entroterra al mare attraverso percorsi sicuri per grandi e per piccoli. E negli ultimi mesi stiamo lavorando per realizzare tutta una serie di infrastrutture legate alla Livenza, quindi dei pontili, sia sulla Livenza sia su Brian, atti a far risalire via barca il turista e poi fermarsi al ristorante piuttosto che da un'altra parte per assaporare, diciamo, quelli che sono i piatti tipici dell'entroterra, che sono unici e non si trovano sicuramente da altre parti. Quindi stiamo lavorando affinché tutto l'entroterra possa fruire di questa opportunità che il turista ci offre. San Stino di Livenza è la località di Sant'Alò che ospita questa prima serata della rassegna del Bisat, prima di una serie di appuntamenti. In questa fase di ripartenza, quanto è importante per un ente pubblico, un'amministrazione, promuovere il proprio territorio? Nel nostro piccolo si può ripartire proprio dalla valorizzazione dell'ambiente, dalla valorizzazione di percorsi corti, di slow food, e questo sicuramente è uno di quegli interventi che possono dare importanza al territorio e fare in modo che siano poi le persone che abitano qui, che siano i primi testimoni e i primi promotori delle bellezze che hanno sotto casa, per cui è veramente importante anche per le attività come quelle di ristorante, insomma, riuscire a ripartire anche grazie a questi interventi.